La vedo il adesso. più possibile a lei. Una monetina? Una monetina? La vede? O un altro bel segnalino. Ah sì, un segnalino. Si è trovato? L'ho visto subito. L'ho richiuso. L'ho visto, sembrerebbe la prima monetina. Sembrerebbe. Però, Lei l'ha avuta di chiudere. però sì, perché ho preso. Che cavolo. bella! Amici follower, Ma soprattutto a mente. amici, Ma ciao, siamo tornati, socio. siamo in un nuovo campo. Sì, hanno appena tolto le pannocchie. Si può dire pannocchie in italiano? pannocchie, O in sì. dialetto pannocchie. Il contadino ci ha detto potete venire quando volete perché adesso deve lasciarlo un po' lì riposare. Andiamo a vedere cosa Andiamo, c'è. via, via. Andiamo. Socio, vieni a Dica. vedere. Deve essere passato per di qua. Armstrong, vedi Passato che là. l'impronta Assomiglia della anche. luna. Dove siamo capitati, amici? Vedete dove vi portiamo? In questa terra immensa. Abbiamo il primo segnale. Socio, Sotto la pannocchia. mi suona la pannocchia. Il terreno è anche abbastanza duro qui. Sì, È qui. che mi suonava la pannocchia. Sì, La penso mi che dici sì. che è un lamirino, la mi dici e andiamo a scovare noi tutto. La sai Tutto che è lì. come avere l'uovo di Pasqua, Ecco no? qua, vedi? Mamma mia, socio, cosa ci Sì, sarà? che uovo di Pasqua sembra qualcos'altro. Dici? Sì. Sì. Quale di due? Tieni il pointer, socio. Dai, dai. Lei ha il 50% di possibilità. Sì. Dove la mi gioca? Dove la mi gioca? Dove c'hai l'anello? Non ce l'ho. Ah, No, gioco? non punti, lei mi dica solo. Quello lì. Gioco a questo. Sì. Un attimo che sento il notaio. Gioca. Notaio dice: vuole cambiare il pacco? No, mi va bene quello. Lei tiene questo. Accetto, Accetta questo. È sicuro? Ne sono sicuro. Facciamo un'offertina? Va bene Accetta così. questo. Vabbè, Accetto. vada. Ah, lei Bene. intanto mi ha vinto. Tanto- Attenzione, che non ci sia. No, Che non c'è ci niente. sia un trabocchino. Sì, sì, No, esatto. esatto. Adesso noi andiamo a Dentro. spezzare la mi giochi al No, non volo. andiamo avanti 2 ore. No, la mia ha perso, vede? Adesso andiamo a scartare. C'ho 2 ore. Lei mi deve vedere quale. Qui. Provi di qua. No, Via. Qui. Tutta sta roba per Era un pezzo di me. lamirino? Vero? Un pezzo di me? Lei provi questo? È un pezzo di lei? Sì, questo è un gran pezzo di me. Oh, perfetto. Perfetto. Cioè, noi abbiamo fatto tutta sta roba, 10 ore di video per un pezzo di lamirino in È un pezzo di lei. Andiamo avanti. L'ho perso? No, c'è, ma non so se è sotto. Abbastanza sotto però, Invece, invece non è. No, vabbè, però data. Oh. Speriamo qualcosa di valido. Questo qui. E questo qui. Cos'è? Allora, amici, e questo, ma No. È una rondella, sì. vecchietta? Vecchiotta, sì. E Una con rondella. la mettiamo nella Dropbox? Che anche se non ha nessun. Come non fare questa cosa? Però socio, io mi permetto di rammentarle sempre. Mi rammenda, Che- mi cuce. Lei la cucio, che l'onore è il suo. Ah, perché sì, giusto. qualcosa No, mi deve certo, fare, non è che si può grattare tutto il giorno, no? Qualcosa mi deve fare, Sì. Dai. Allora, prendo l'onore di inserirla Esatto. dentro il primo pezzo Il della primo Dropbox. Esatto. E Che il primo pezzo non si scorda mai. No, si scorda. È come l'amore, socio. Primo amore. Chi è che non si ricorda Patrizio? Il primo, cioè Franca, il primo amore. Andiamo, Franco. Aspetta che chiudo perché ricordate giusto. sempre, amici, quando veniamo a spazzolare qui e c'è il contadino che ci dà il permesso, il rispetto è una cosa importante. Quindi Per cui chiudere anche per chi si approccia, che abbiamo sentito parecchi amici che ci hanno scritto io la prima volta volevo capire un attimo come cosa. In questo caso qua anche vi dico che il nostro amico Leonardo Ciocca, non so se vi ricordate, ha fatto anche un libro, ok, se volete andarlo anche a vedere e a comprare, molto utile, sulle regole del metal detecting. Ok, quindi ci sono le leggi, ci sono tutto quello che concerne il campo del metal detector, ok? Bravissimo Leonardo. Salutiamo anche. Ciao Leo, credo sia su Amazon, ma esatto. su Amazon, e vi lasceremo il link. Esatto. qui, lì. qui, Ok, sotto d'accordo. l'impressione, va bene? Andiamo avanti, andiamo, Sì, troppa sì, pubblicità qui, mi sì, sembra. andiamo. Sarà 3-4 metri. Sì, Qua che vado? sì. Aspettavo che andasse a venire in acqua. Che salto, saranno 3-4 metri, socio. Anche però vai, inquadra. In Guarda questi quadro? 6 metri di fosso. A spanne, secondo te, tu A che sei. spanne. Tu che hai portato il calibro oggi. Amici. Eccolo! Amici, applauso! Pensavo, Io pensavo di trovarlo in fallo, invece lei mi ha portato il calibro. Andiamo avanti. Grande socio. Dopo aver saltato il fossato c'è già un numero. E dopo aver rischiato la vita per voi, amici follower, ma soprattutto Amici, hai che sono numerosi, socio. visto come stanno aumentando? Mamma mia. Ci stiamo un po' caccando addosso, vero socio? Perché? Che c'è la grande fusione. Manca pochissimo. pochissimo. Mamma mia. Adesso dobbiamo già iniziare a preparare il tutto. Sì. Deve essere un pallino. Dove lo vedi, scusi? Ah, eccolo qui. Lei l'ha visto? No. Vero, un pallino da moschetto? Questo sì, Sì. confermo. Sì. Un pallino da Pallino, moschetto. poi c'è una puntina qui anche. No, non è un piombino, socio. Cos'è? No.
Qua c'era qualcosa. Ingrandisci, vedi? Che c'è tipo una sporgenza qua e dall'altra parte è piatto. Sì. Vedi? Guarda, può essere esagonale. Chiediamo l'aiuto da casa, socio. Esatto. Se qualche nostro carissimo e affezionatissimo follower che ci segue così accanitamente, ma anche uno nuovo che si imbatte nel nostro canale e dice cosa devo fare adesso? Perché la gente va in panico, socio. La gente va in panico. Allora vi spieghiamo. Basta iscriversi, giusto? Esatto. C'è scritto proprio, cioè la nostra fotografia, che siamo bellini di adesso, ci siamo bellini. Erano La più foto. giovani. Siamo più giovani ora, Ah, stiamo ok. tornando indietro. C'è la foto, sotto c'è scritto iscriviti, schiacciate una volta, attendete, perché tante volte vediamo che c'è gente che schiaccia, attendete, siete iscritti e poi sotto vi appaiono tutti i nostri video e andate a vederli, vero socio? Esatto. Un like, Esatto. che vi piaceranno senz'altro, che non potete dire che non vi piacciono. Non costa nulla. Non costa nulla, è gratis. Allora, a tutti i nostri amici nuovi, follower, vecchi e quelli che si iscriveranno, chiediamo l'aiuto da casa. Cosa potrebbe essere stato questo? Cosa? Ingrandisco ancora. Esatto. Cosa potrebbe essere stato? Piatto sotto? E con una punta sotto. Scrivetecelo numerosi come sempre sui commenti. Me la ponghi, Capito? che me la ponghi, che me la ponghi, me lo bene che mi parte il culo, che me la ponghi, che me Andiamo la avanti, ponghi. Andiamo, su. sì, andiamo, via. Un attimo che tolgo questi tuberi qua, socio. La sento molto vicina qua, socio, La sento, la vedo Il adesso. più possibile a lei. La vedo, deve essere o un piombo Una monetina. o una monetina. La vede? Monetina? Penso, No. penso un piombo. Confermo. Un piombo? Un piombone, la grande fusione. Sì. Con un piombone. Allora, finché io pulisco il piombo, io chiudo anche la buca, quindi faccio due cose in una, cosa inconsueta da parte dell'uomo, perché noi sappiamo benissimo che geneticamente parlando dagli albori la donna Fa più riesce a cose. fare più cose insieme, l'uomo invece no, l'uomo è Andiamo avanti, su. Sì. Allora, non c'è scritto credo nulla di importante se non qualche lettera, no? Tanto è un piombo che teniamo per la grande fusione. Facciamo passare via quei 10, 20, 30, 40, 2 ore e quarto, 7 ore di video. Cioè, quello ci piace, lo so. Cioè, Esatto. È il nostro compito, farvi divertire, far passare quei 20 minuti di spensieratezza. Allora, l'abbiamo tirata fuori. Eccolo qua, socio. Cos'è? Sembra un... Può essere un anellino? Troppo grosso? Sembra O no? un anellino. Un piccolo anellino. Guardi, gli dia Ed è una spazzolata. Sì, Che magari c'è qualcosa. Se è un colpacino, Può un essere. colpacetto, dice il nostro amico Ciro, un colpacino. Un colpacino. Ciro, tutto bene? Ti salutiamo, un salutone da parte nostra, In questo caso uso l'acqua. Poi anche il scacchiera. saluto nome deve essere Veneto. Ciro è di Belluno. Ciro è proprio nativo di Belluno, vicino alle Alpi, il Mazzanarro, il Reno. Un saluto Ciro. Ciao Ciro. Allora, diamo una piccola spruzzatina dell'acqua santiera, straccetto, che fra un po' devo sostituirlo, socio, perché l'altro giorno in cantina sento dei rumori. Sento dei rumori tipo movimenti strani, no? E vado a vedere, dico, saranno i topi. E invece no, c'era lo straccetto che da Correva. sporco si muove da solo. Va bene, torniamo a noi, socio. Allora, io glielo do che lei se la ponga. È partito, socio. No, stia fermo, stia fermo. Se la ponga, se la ponga. Scusa, socio, ma io, a me parte la grinta. Lembo deve fare, Le- altro che... Non so, non saprei. No, perché c'ha questa bordatura di alzata, vedi? Io potrebbe scatterei essere- forse un anellino, Sì, no? scatterei Bello. anch'io l'anellino, Eh. però sì. È sempre bello anche fantasticare, no? Un po', no, socio? Certo. Per dire, ma cosa sarà? Lo ripuliamo, guardiamo. E questo è il Ci sono bello. anche i nostri amici che danno le loro indizi. Danno i loro suggerimenti, i loro indizi. Esatto, lo appoggiamo qui dentro, molto carino comunque. Sì, E lo questa aggiungiamo alla bordatura, Dropbox. se qualche nostro amico follower ci può aiutare. Perché guarda, controllo anche dall'esso. Sì, guarda. Per vedere. Vedi, adesso fa 19. 19, 25, 25, 24. Esatto. Boh, Da quello che fosse il doppio segnale, forse. visto che misto. Sì. Poi è talmente piccolo. Sì, adesso vediamo così, se no gli diamo una palata, sai, socio. Gli diamo una palata. Le do una palata sulla schiena a lei. Dopo 2 ore. Per trovare cosa? Un pezzo di lei sicuro. Quello? Sì. È un pezzo dell'altro. Attenzione, aspetta. 2 fori. Sì. 2 fori. Forse 3 fori. Forse aveva 3 fori. E uno con un rivetto. Però non sembrano neanche 3 fori, vedi? Se controllo un attimo. Sì.
No, qua c'è qualcosa, vedi? Io qua trovo segnali dappertutto. Messo Queste le le mie scarpe. Perfetto. Per forza lei mi viene con le scarpe antinfortunistiche, con la punta di ferro, con 8 quintali di ferro. Ha ragione. Allora, cosa mi ha trovato? Uno con le scarpe antinfortunistiche. Sì, eccolo qui, un Niente di pezzo che. di ferro rivettato. Sì, sì. E Vecchio. proseguiamo. E andiamo avanti. Mi dica, collega? And socio, Sì. the signal is 25, 28 in last beauty. You understand? Sì, lo sta masticando bene. il Yes, inglese, yes. Beh, tu ne sai, no? Che le fa L'avevo un detto. sacco di lingue. Io. Socio, ma sta scherzando? Cioè, lei deve venire all'estero con me? Mi porti ovunque. Io so tutte le lingue. Gracidino, eh? Mi ha cambiato il suono. Sì, togliendo la terra. Sì. Allora, cos'è sta roba? Sembra un topo schiacciato, sembra. Ma vecchio, ragazzi, molto vecchio. Sì. Tanto carino, devo dire la verità. Sì. Un bel pezzo un po' schiacciato, ma questo era un tappo. Le do l'onore, il qui? privilegio che pochi faranno. L'hanno fatto l'altra volta Anna, ti ricordi? Certo. Anna, che salutiamo, grazie di essere venuti con noi a spazzolare. Davide. Chiunque volesse venire, vero socio? Sì. Basta che ce lo scriva. Abbiamo già un altro amico che ce l'ha già chiesto. Ricordiamo sempre, se ci invitate fuori all'estero, fuori Veneto, giusto? L'estero Esatto. fuori Veneto. La CBC. CPC sempre, che è il nostro motto, colazione Pranzo. e cena. E noi non paghiamo nulla, veniamo gratis da voi. Ho un altro bel segnalino. Sì, un segnalino. Ti hai trovato? L'ho visto subito. Come si chiama, socio? Che sia vita, Ah, sì, ho capito, sì. mi ricordo, non viene. Sì, comunque sì, tipo un bullone. Guarda, questo c'è. Per controllo se c'è il filetto. Sbagli, non saprei, comunque è un pezzo di qualcosa che va dentro la nostra ferramenta. No, non saprei cosa sia. Beh, Un oggetto sconosciuto, misterioso. misterioso. Amici, se sapete cos'è, scrivetelo nei commenti. Esatto, una cartuccia di un cacciatore. Sì, vedo. Falso segnale. Chiudiamo la buca, sempre ricordarci, mi raccomando. Socio, questo è un 28 mi ha detto. Sì, un 28, un buon segnalino. Vediamo cosa. Vediamo, perché qui Vediamo qui, abbiamo trovato tanta robetta poco succosa, no? tante Poco. immondizie anche. Sì. Socio, l'ho richiusa. Perché? Ho visto. Cosa ha visto? Sembrerebbe la prima monetina. Sembrerebbe, però. Lei l'ha avuta di chiudere. Però sì, perché ho preso. Lei mi si avvicini. Forse ha ragione. Forse ho ragione. monetina. Sì, Oh. sì, oh. È bella anche, ragazzi. Cos'è Questo è ben tenuta. Questi sono 3 centesimi del Regno Napoleonico. Oh, Bella monetina. Oh. La giro anche dall'altra parte. esatto. Se la vuole mettere nel suo possente Ok. ginocchio. Bella. Un po' consumata, ma bella. La giro anche dall'altra parte. È un po' lisciata, no? Lombardo Veneto. Oh, Cosa finalmente. dire? Cosa dire? Il primo Oh, colpaccio. vede che lei dopo 2 ore e mezza di spazzolata, lei mi si butta giù, mi si affievolisce. Sì, mi ero molto affievolizzato. Esatto. E invece Affievolizzato. mio suocero, come parliamo suocero? No, perché qui essere molto freddo. Sì, deve essere in Siberia. Sì, essere- E allora io direi una cosa, socio, io tolgo questo. Perché? Perché tolgo questo? Perché lo può lasciare lì? Lei dice? Sì, lo lasci lì. Lei dice? Appoggio dentro, Faccio come lasciamo dice. anche questa bella vera, perché vedi che diventa sempre più particolare, Sì, sembra sì, quasi sta una mutando. vera, Sì. quasi una vera di una cassettiera, Sì. sembra quasi di un occhiello, di un Sì, cassetto. è vera comunque. Vera. È vera. E primo target molto interessante di oggi, questa monetina. E mi prepara il colpaccione. Colpaccione. Colpacino. Colpacino. Questo è un colpaccio. Questo è un colpaccio. Attento a non farsi male. Che non lei mi si mette di qua, mi devo fare anche come la regia. Ok, Lei mi va bene venga così? perché io Ok. spallozzolo qua. Ah, perché ho capito. Faccio il nostro balletto. Ed era il colpaccione, anzi, Colpaccio. vede, il nuovo balletto Mahori, Ed eccoci arrivato al consueto angolo dei saluti. a quel che facciamo sempre, socio. Esatto. Oggi non ci manca da salutare nessuno, vero socio? Perché siamo pulluli di gente che ci ha chiesto i saluti. Salutiamo Brocchi Guido da Siena. Sì. Ok, ciao Guido, grazie mille che ci dai delle informazioni sugli oggetti, sulle cose. Molto preparato, devo dire, Sì, questo sì, ragazzo. sì. Grazie mille Guido, ti abbracciamo. E salutiamo Stefano Pasqualoni, Ciro Monarca e un salutone al Groove Café che si trova in Viale Padova 29 a Sottomarina. Gli ha dato anche il Mi hanno dato il cappellino. cappellino. Se volete andare a fare delle colazioni, dei pranzi, delle cene, andate lì che si mangia molto Paga bene. lui. Un salutone anche a tutti loro e a tutto il suo staff. Ciao ragazzi! Socio, Sì. ho scavato questa buchina qua, ho già tirato fuori l'eventuale target, sperando sia... Ha trovato già la zolla. Se...
Un bossolo. Sì, sì, sì. Lei mi ha... Oh. No, questo qui non è un bossolo, No, questo è un proiettile, però molto tenuto bene. Di questi qua non ne abbiamo mai trovati, di questi qui. No, di questo così piccolo no. No. E addirittura non sparato, cioè integro. Integro, sì. Colpaccio anche questo. C'è anche il foro dove praticamente dava pressione per partire. Mamma mia, lei mi è preparato. Questo qui dopo dava più carica e... Bello però, bello, 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 perché non è né rovinato e come hai detto tu né sparato. È la prima volta che lo troviamo così bene intatto e di questo calibro. Sì. Vada socio? Vada socio? Così. Che sarà? Che calibro sarà? Ecco qui, allora, prendo un attimo velocemente. Sì. Me lo schiacci, ok. E guardiamo il calibro, 9 mm. 9 mm di calibro. Calibro fa la sua parte. La sua porca figura. Sì. Hai mai visto il film? A 44 Magno per l'ispettore Calibro. Figlio di sparare cavolate. Lei la prendo un attimo. Allora, lei, insieme al calibro che c'è in mano. Esatto, me la ponghi. No! Che me la ponghi, me la pongo io. Che me la ponghi. Nel frattempo. Lei chiudi la buca, bravissimo socio. Scusi, ma quando dico quella parola lì, io non so, mi scatta quel non so che. Ecco qui, aggiungiamo all'interno. Socio, non avremmo trovato pezzi importanti o monetine importanti. Però qualcosa dentro la Dropbox? Sì, però queste cose qua un po' insolite mi piacciono. E andiamo avanti. C'è qualcosa lì? Sì, qualcosa anche di strano. Strano nel senso che mi suona... È molto ruggine. Questo è forse... adesso aspetta. Guarda se questo qui, perché questo qui è un pezzo molto grosso sul tutto. Perché è un... Questo qui. E questo? Sì. È proprio ferro, È proprio ferro. Però sì. Può essere uno di quelli che bloccavano i cavi. Ha presente? Tipo un morsetto. Sì. Morsettone, ma proprio... Guardi, allora, c'è una piastra probabilmente con un bullone che questo qui sì. Che prendeva qualcosa, sicuramente sì, un qualcosa. Per me sai che passavano i cavi e venivano stretti, può essere quello. Vabbè, lo buttiamo via dopo perché è anche vecchiotto, ma... Andiamo avanti. Da questa buca il piombo, sempre da quel foro, un altro piombino piccolo, vedi socio? Piombo. Sì. E andiamo avanti. Sembra un bossolo? Non so, sì. Sembra un bossolo. O un bullone? No, sembra più un bullone. Lo sto tirando su piano socio. Un pistoncino? Sì. Sembra una camera d'aria, sembra? Porca. Di camera... no? Vedi che va dentro di qua? Si infila dentro di qui e poi si girava e si chiudeva. Allora, è bello come oggetto misterioso per chiedere ai nostri amici. Dai, sbizzarritevi! L'oggetto misterioso di oggi. Sì. Notate la forma, vedete c'è anche qua un leggero invito che gira dalla parte di qua. Quindi vi invoglia di invitarti al CPC, no, socio? Vedi? Sì. Si infila dentro di qua e poi gira. C'è questo elemento che scorre su e giù. Mamma mia, mi sembra di essere all'università e lei mi è su una cattedra. Secondo voi questo oggetto cosa può essere? Scrivetelo nei commenti. Esatto, e un applauso forte al mio socio che ha fatto una spiegazione limpida. Lo capiva anche un bambino delle quarte elementari o io che... Un segnale. Cosa tiriamo fuori? Abbiamo già fuori, socio. Già? Sì. Velocissimo. Un pezzo di un pezzo di... Un pezzo di me, dai. Sì, un pezzo ci voleva un pezzo di me. No? Dopo un bel po' di tempo, sì. Chiudiamo la buca, buttiamo via i pezzi e proseguiamo. In mano. Sembrerebbe una monetina, socio. Monetina? Sembrerebbe. Amici, qualcosa di particolare. Allora, c'è disegnato una falce, un martello, una falce con delle scritte. Allora, guardando sembra che c'era una picante. Sembrava una monetina all'inizio, no? Casale, c'è scritto al centro. Sarà una medaglietta, qualcosa. Allora, amici, se avete qualche idea di cosa può trattarsi, ce lo scrivete sui commenti, perché è strana. Lo mettiamo dentro la Dropbox. Bene, proseguiamo. Andiamo avanti. Un segnalino, 19, socio. Allora, un buon segnale. Sì, non male. Fuori. Sì. Adesso utilizzeremo il pointer. Io gli allargo un attimino qui. Eccolo qua. Amici. Bello.
bello. Bello. Socio, guardi, glielo metto alla Bello. luce. Oh, un bottone. Questo? Bello, con l'ancora. Bello questo. L'ancora della Marina, della Reggia Marina, Bello ragazzi, bello veramente. Un piccolo bottone sì, piccolo. di una giacca sembra della Reggia Marina. Sì, Sabaudo. L'ho inventato io, socio. No. Bello, piccolino. Abbiamo anche il calibro, Lei fa due cose in una, non Sì. è? Ed è un 14 mm. 14 mm, quindi pensate voi, gli do una ripulita, socio, che guardiamo se era Sì. più cagnolino. Vede che io ho lo spazzolino da denti dei Gun Protex. Questo è un colpaccione. Sì, questo è un bello veramente, colpaccione. Oggi ballettini doppi, socio. Eccolo attimo. qua, schiacciato. Sì, esatto. Sì. Allora, lo prendo io. Lei lo prende, me lo mette, Ragazzi, bello. me lo inserisce dentro la Dropbox. Molto bello. Aggiungiamolo alla Dropbox. Esatto. E con questo ultimo target, giusto socio? Esatto. Non ci resta da dire purtroppo che... Facciamo prima il colpaccione. Hai ragione. Allora, ritorniamo indietro, replay. E questo lo aggiungiamo alla Dropbox. Esatto, e c'è il ballo del colpaccione. Esatto. Prego. Colpaccione! E vista l'ora e visto l'ultimo ritrovamento, Ci cosa resta da dire, vero socio? Che cosa? Che? Che come al solito Come ogni video, siamo arrivati alla fine. ci dispiace assai, Campetto che ci darà delle buone soddisfazioni anche Sì. perché è grande. quindi verremo più di una volta in questo campo qua. Noi vi ringraziamo Iscriversi, al canale, il nostro canale dan.nick. aver messo un like sicuramente, Neanche non lo diciamo più. aver messo un commento Ma neanche non lo diciamo più. e che ci vediamo come al solito domenica alle 13:30 su YouTube, il canale dan.nick Metal A che Detector. ore? Alle ore 13:30, mi raccomando, attivate la campanella. Ciao amici! Ciao!